Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Veniamo all'aggiornamento sui mercati in questo martedì 5 maggio. Partiamo oltreoceano, Wall Street, Standard & Poor's, andamento positivo, 0,78%, una quota punti di 7.256, 49.225 la quota punti per Dow Jones, 0,58 la percentuale. In verde, con una percentuale dell'1,31%, è il Nasdaq, con una quota punti di 28.013. Russell 2000, 2.839, positivo l'andamento, la percentuale dell'1,54. Percentuale negativa in rosso, meno 4,27% per l'indice della volatilità, il VIX 17,5. Vediamo il valutario dollaro, 98,3 euro dollaro, 1,17, il cambio sterlina dollaro 1,35. Passiamo alle materie prime, vediamo l'oro, al momento cresce, vi leggo la percentuale, in verde 1,28%, 4.579 dollari all'oncia. 101 sono i dollari al barile, per il petrolio la percentuale è in rosso, negativa, meno 3,18%. Passiamo ai titoli di Stato, nello specifico BTP Bund 80,790, come di consueto, una parentesi sulle criptovalute, sia Bitcoin che Ethereum percentuali positive, ve le leggo, in verde 2,23% Bitcoin, 1,65 Ethereum. Per Bitcoin 81.631 dollari, 2.385 sono i dollari per Ethereum. Sono le 17:32, si sono concluse quindi da 2 minuti esatti le contrattazioni in piazza affari. Vediamo come chiude questo martedì 5 maggio. L'unico indice che chiude in terreno negativo con una percentuale del meno 1,39% è il mercato inglese, con una quota punti di 10.219. Vediamo lo Stoxx 50 che ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà una percezione sulla giornata e si chiude così: 5.865 la quota punti, 1,77 la percentuale. Proseguo con il mercato tedesco, per il DAX 24.392 punti, 1,67 la percentuale, 1,62%, così chiude il mercato spagnolo, 17.637 la quota punti per IBEX 35. Spostiamoci a vedere il mercato francese, 1,05% la percentuale di chiusura, 8.059 la quota punti per CAC 40. E salutiamoci con l'indice di casa nostra, FTSE MIB chiude in terreno positivo 2,26%, una quota punti di 48.551. E questi gli aggiornamenti per la giornata di oggi, martedì 5 maggio. Grazie, buon proseguimento di serata. Avete ascoltato la chiusura delle borse,